In 4.000 hanno sfilato per le strade del centro padovano per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL. Come nelle altre province venete, anche nella Città del Santo i lavoratori hanno manifestato per chiedere al governo di rivedere la finanziaria. Quello che chiediamo al governo è di andare a prendere le risorse dove sono, perché attraverso il fisco, intanto restituendo i 26 miliardi in più trattenuti a lavoratori e pensionati a causa dell'alta inflazione come maggiori tasse, ma poi prendendoli dall'evasione fiscale, prendendoli da chi ha fatto indebitamente profitti e extraprofitti, tassando chi in questo paese sta bene, ha ricchezze superiori ai 2 milioni, un contributo dell'1% non è una tassazione così grave, soprattutto lo ricordo perché il governo condona chi evade invece di far pagare le tasse, e quindi credo che questo sia un aspetto molto meno etico che non dire chiediamo un contributo di solidarietà a chi sta meglio, tutte queste risorse esattamente per fare il contrario di quello che oggi abbiamo, e quindi dare un lavoro stabile, riconoscere sanità, aumentare i salari. Dal palco di Piazza Garibaldi si sono alternati i rappresentanti delle categorie del sindacato guidato da Maurizio Landini e hanno rivendicato la necessità di un confronto con l'esecutivo, rispondendo anche a chi li accusa di proclamare mobilitazioni al venerdì per allungare il weekend. Ma io lo trovo vergognoso, uno perché uno perde il giorno di retribuzione e quindi deciderà quando farlo, in secondo luogo perché domani lavorano 8 milioni di persone, un elenco sterminato chiaramente dagli ospedali ai supermercati, alla logistica, al trasporto, alla ristorazione, ai rider, insomma un'infinità di gente domani lavora, per cui la si finisca con questa pagliacciata che serve solamente a distrarre. La preoccupazione per gli esponenti CGIL è la bassa produttività italiana. Se non fai innovazione, se non investi in lavoro di qualità non regge più. La cassa integrazione aumenta, le principali aziende della chimica, del tessile, dell'acciaio, Ilva, Insegna chiudono e sono in ginocchio. Ripeto, tanta cassa integrazione ci venga a dire dove questo paese cresce e va bene.